incidente a Quarto d'Altino, schianto tra un'auto e un furgone, morto l'uomo alla guida della vettura, davanti alla famiglia grave il figlio di appena 6 mesi. A Venezia si fa sempre più spazio il sospetto che stia iniziando una lotta tra bande diverse di borseggiatori per avere il controllo delle zone migliori della città. 7 Daspo per disordine alla partita di basket Umana-Reyer Vanoli-Cremona. I tifosi non potranno accedere agli impianti sportivi per un periodo compreso tra 1 e 5 anni. Inchiesta Palude, domani in aula ci saranno i primi indagati, in programma la decisione sui patteggiamenti di Boraso, Ormenese e Drenchese. Secondo l'associazione degli albergatori le presenze negli hotel veneziani sono in calo del 14%, ma l'offerta di posti letto in città continua a crescere e supera quota 80.000. Preoccupati perché a 2 anni dalla prima rilevazione ancora non si vede una soluzione efficace per mitigare l'inquinamento, a malcontenti i residenti chiedono risposte al prefetto Pellos. Sono terminate le 16 le operazioni di disinnesco della bomba della seconda guerra mondiale rinvenuta nella zona industriale di Marghera. L'ordigno era stato scoperto da alcuni operai. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Entriamo subito in diretta, lo avete sentito anche dai nostri titoli, un gravissimo incidente, un uomo ha perso la vita, siamo a Quarto d'Altino, per noi sul posto ci sono Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. Cristian, buonasera, quali sono le novità? Buonasera Edi, la situazione è in evoluzione, in questo momento il soccorso stradale sta sgomberando la strada di Caposile, teatro nel pomeriggio di uno schianto pauroso, un frontale tra il camion che state vedendo e una Golf Volkswagen, al cui interno c'erano 3 passeggeri, l'autista, un uomo che è morto praticamente sul colpo, al lato passeggero una donna che è stata estratta cosciente, sul lato posteriore invece un bimbo di 5 e 6 mesi, probabilmente, con ogni probabilità, il figlio della coppia. Utilizzo ancora il condizionale. Quello che possiamo dirvi è che si tratta di un uomo originario di Spinea. Sul posto è arrivato anche il papà della vittima, un uomo del posto. Non vi posso dare altre indicazioni, anche perché lo potete immaginare, tanti familiari non sono stati ancora avvisati. La salma dell'uomo è stata recuperata poco fa, c'erano i servizi funebri, è stata ricomposta, mentre appunto i mezzi sono stati rimossi proprio in questi minuti. Adesso bisognerà lavare la sede stradale, chiaramente tutte queste tracce, le tracce dell'ennesima tragedia sulle strade del Veneto. Questa strada tra l'altro è particolarmente conosciuta proprio per essere teatro di troppi incidenti stradali, spesso letali. Della dinamica si stanno occupando, lo vedete, stanno lavorando proprio in questi minuti i carabinieri, al loro fianco c'è anche la polizia locale di Quarto d'Altino. La tragedia alle 4 del pomeriggio, c'è stato questo frontale, un frontale tra l'auto e il camion. Abbiamo anche parlato poco fa, forse saremo già in grado di farvi sentire la testimonianza dell'autista nel corso di questa edizione dei nostri telegiornali. Un frontale, l'autista ci ha detto che si è trovato di fronte all'improvviso questa auto che poi appunto si è di fatto si è rigirata su se stessa. Insomma, lo vedete dalle immagini, sono immagini chiaramente strazianti. Lo ricordo, una vittima, questo giovane uomo originario di Spinea, cosciente la donna che era al suo fianco, salvo per miracolo il bimbo sul lato appunto posteriore, che appunto era assicurato regolarmente al seggiolone. Questo lo possiamo dire con certezza, gli ha salvato la vita. Allora facciamo così, ti ridò la linea Edi e poi ci colleghiamo con la testimonianza dell'autista. A fra poco.
Grazie Cristian, facciamo vedere intanto dal monitor le immagini dell'auto che riusciamo a inquadrare grazie a Tony Esposito in regia. Queste sono le condizioni dell'auto in cui versava una volta ritrovata appunto dai soccorritori. Saremo in grado di darvi qualsiasi aggiornamento durante il telegiornale di Venezia. Proseguiamo allora intanto con le notizie. Siamo in centro a Venezia, ci sarebbero degli scontri tra bande rivali di borseggiatori. Come accade in questi casi, la confusione è parecchia. Di certo c'è che una delle ragazze nasconde dietro la schiena una pinza con cui poi tenterà di colpire un'avversaria. Un'altra giovane raccoglie un oggetto che poco prima le era stato lanciato addosso, scagliandolo contro un'altra ragazza. Questa non è certo la prima né purtroppo l'ultima rissa sul piazzale della stazione di Venezia, ma forse è più importante di molte altre perché potrebbe segnare una novità significativa. Abbiamo l'impressione che ci sia una lotta tra clan per il predominio del territorio e sembrerebbe che a terra non fosse una turista ma una borseggiatrice. Qui insomma non si tratterebbe di uno scontro tra borseggiate e borseggiatrici, ma tra sole borseggiatrici. L'impressione che già aveva avuto chi era presente in stazione è rafforzata da un fatto senza precedenti. In questi giorni alla chat messenger dei cittadini non distratti sono arrivati messaggi di persone note come borseggiatrici che segnalavano in tempo reale la presenza di altre borseggiatrici, invitandoli a intervenire. Siamo andati a verificare e sono clan rivali. Si ha la sensazione che ci sia proprio una guerra per la spartizione del territorio. In Comune di Venezia un fenomeno del genere si era visto finora solo negli scontri, a volte anche sanguinosi, scoppiati negli ultimi anni tra spacciatori, presumibilmente per il controllo di una zona della città. Ma con milioni di turisti a disposizione, i furti di portafoglio possono rivelarsi remunerativi come lo spaccio. Rubare a Venezia può essere un affare e i borseggiatori sono gruppi organizzati per i quali alcune zone della città sono sicuramente migliori di altre. Questi orientali sono stati abbastanza attenti da scoprire in tempo un borseggiatore che poi è sceso dal ponte dell'Accademia con una velocità da prestazione olimpica. A Piazzale Roma una spaesata coppia di americani è invece appena stata alleggerita di 100 euro da due finti portabagagli che gli avevano fatto credere che nel prezzo fosse compreso anche il viaggio in taxi. Per gli amanti del gioco d'azzardo ci si può trasferire sul Ponte degli Scalzi a regalare soldi ai gruppi che praticano l'intramontabile truffa delle 3 scatolette. Venerdì, sabato e domenica il copione si ripete con un'aggiunta. Accanto a queste situazioni che avvengono nella totale impunità, nella totale serenità e alla luce del sole, 1 metro più in là ci sono gli steward che fermano le persone, non per sapere se sono in regola con l'attività che stanno svolgendo, ma se sono in regola col contributo di accesso. È una cosa veramente paradossale e assurda. Ora, ieri ci è stato detto che in stazione sono transitate più o meno assieme 24 borseggiatrici con al seguito minori e addirittura i mariti. Facciamo una domanda ai giudici: che secondo loro che cos'è? Una gita turistica o un'associazione a delinquere? La questura ha emesso 8 DASPO, 7 per i disordini venuti in occasione della partita di basket Umana Reyer Vanoli Basket Cremona al Palasport Tagliercio lo scorso 16 marzo. I tifosi non potranno accedere agli impianti sportivi per un periodo compreso tra 1 e 5 anni. L'8º DASPO è stato emesso nei confronti di un tifoso in occasione della partita di calcio Union Clodiense Chioggia Albino Leffe disputata a Chioggia sempre lo scorso marzo. Non potrà accedere alle manifestazioni sportive per 3 anni. Siamo all'inchiesta Palude, domani in aula ci saranno i primi indagati. Dopo la richiesta dei pubblici ministeri di rinviare a giudizio i 34 indagati nell'ambito dell'inchiesta Palude, tra cui il sindaco Brugnaro, i primi si preparano ad andare in aula e si scoprirà se il giudice per le udienze preliminari rinvierà l'udienza per i patteggiamenti dell'ex assessore Boraso e degli imprenditori Brichese e Ormenese, concordati con i loro legali. Se il giudice accetterà la richiesta di rinvio avanzata dall'avvocato di Boraso Umberto Pauro per dargli modo di trovare i 400.000 euro concordati con il patteggiamento e i difensori degli altri 2 imputati patteggianti non si opporranno ad attendere qualche settimana in più, a quel punto si potrà fissare una nuova data e probabilmente unirvi anche il filone principale dell'inchiesta.
Rimaniamo in Laguna. Secondo l'associazione degli albergatori le presenze negli hotel veneziani sono in calo, ma aumentano i posti letto. Secondo un sondaggio effettuato dall'Associazione Veneziana Albergatori in un campione di iscritti, tra calo delle presenze e contrazione del fatturato, per gli hotel di Venezia il primo quadrimestre dell'anno si è chiuso con un segno negativo stimabile attorno al 14%. Non è una dinamica facile da analizzare, ma tra i motivi che hanno portato a questo risultato non è da escludere del tutto che oramai l'offerta di posti letto turistici sia talmente alta da aver superato la domanda. In questi 2 anni il numero di posti letto complessivi è aumentato di 2.500 unità circa, quindi alberghi e locazioni brevi messe insieme. Anche adesso al Trunchetto stanno aprendo degli alberghi che non rientrano in quel conteggio perché ancora non sono camere e posti letto registrati, quindi avremo un aumento per solo il Trunchetto, quegli alberghi là, di circa 2.000 posti letto in più nei prossimi mesi quando saranno completati gli alberghi. Ne aprono altri di alberghi perché la delibera cosiddetta blocco alberghi del comune esclude a parte il Trunchetto anche la Giudecca, sta aprendo un albergo lì, Erella, Le Zitelle, quindi è un aumento costante. L'Osservatorio Civico sulla Casa e la Residenzialità Occio ha posizionato in campo Santa Margherita un contatore di posti letto turistici nella città storica di Venezia. Nell'aprile 2023 ne segnava più di 49.000. 5 mesi dopo, nel settembre dello stesso anno, i posti letto turistici avevano superato i residenti e poco dopo sfondato quota 50.000. Oggi il contatore di residenti è sceso a un drammatico 48.283, mentre i posti letto turistici sono saliti a 51.129, un numero oltretutto da rivedere presto al rialzo. Ne aprono altri di alberghi perché la delibera cosiddetta blocco alberghi del comune esclude a parte il Trunchetto anche la Giudecca, sta aprendo un albergo lì, Erella, Le Zitelle, quindi è un aumento costante che continua a succedere, che è dovuto in parte agli alberghi, soprattutto alle locazioni brevi, ma questo aumento dei posti letto anche nelle locazioni brevi ne sono responsabili anche gli stessi albergatori che continuano ad aprire appartamenti in locazione breve, quindi sotto regime di locazione breve che gestiscono direttamente tramite le loro reception. E non è tutto, i 51.129 posti letto turistici non tengono conto dell'offerta nel resto del comune di Venezia, terraferma compresa, altrimenti dovremmo aggiungerne almeno altri 30.000, salendo abbondantemente sopra quota 80.000. Questo senza contare cosa accade nei comuni vicini in un territorio che ha oramai una sola voce economica e se ne accorgono anche i turisti. Non so se questo calo rilevato dagli albergatori sia dovuto a questo, sicuramente non è solo una città invivibile per chi ci vive, ma probabilmente anche gli stessi turisti fanno esperienze spesso molto negative. Malcontenta tutela ambientale, i residenti chiedono chiarimenti e soprattutto risposte. Preoccupati perché a 2 anni dalla prima rilevazione ancora non si vede una soluzione efficace per mitigare l'inquinamento da benzene a Malcontenta, i residenti tramite il loro comitato hanno deciso di scrivere al prefetto Darcopellos. Noi chiediamo al prefetto per l'ennesima volta, al prefetto in questo caso, ma agli enti a cui ci siamo riferiti in questi 2 anni, da cui è provenuto un silenzio devastante, da dove provengono queste emissioni, quali sono questo tipo di emissioni, se siamo a rischio ambientale, perché ci rassicurano dicendo che le medie annuali sono sotto allarme, sono contenute, ma di fatto la scienza lo dimostra, nel tempo queste medie sono state sempre più ridimensionate, quindi noi siamo in presenza di un inquinante altamente cancerogeno e sul quale vogliamo capire, vogliamo discutere anche su dati. I dati, dateci i dati, attraverso anche un confronto, anche questo abbiamo chiesto al prefetto, un confronto. Senza contare, aggiunge Pellegrini, come l'amministrazione comunale non si sia mai resa disponibile ad alcun confronto con noi. Poi, evidenzia, c'è un altro problema. Stanno avviando delle operazioni di estrazione di terreni di fronte appunto a dei centri abitati. Siamo intervenuti e abbiamo visto che hanno messo dei cartelli con la scritta amianto. Adesso non è per creare allarmismo, però l'amianto è una componente, diciamo, inquinante, altamente cancerogena come lo è del resto il benzene. Vogliamo vederci chiaro, vogliamo capire anche che cosa stanno facendo, dove andranno questi fanghi, ci sono appunto dei limiti, delle regole, dei vincoli per stoccare questo tipo di materiale. E come comitato vigiliamo e continuiamo a monitorare anche questa parte di territorio.
Sono terminate alle 16 di oggi le operazioni di disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale rinvenuta nella zona industriale di Marghera, prelevato nelle prime ore del mattino dagli artificiali dell'esercito. L'ordigno è stato trasportato da un'imbarcazione della Marina Militare accompagnata da un convoglio di sicurezza fino in mare aperto, dove è stato fatto brillare in un punto differente da quello inizialmente previsto per condizioni meteo avverse. È stato presentato in Consiglio regionale Veneto l'Equal Play, il progetto del gruppo Polis che unisce sport, arte e scuola per prevenire la violenza di genere. Per contrastare la violenza di genere bisogna lavorare molto sulla prevenzione, quindi non solo sulla protezione quando il danno è già stato purtroppo compiuto, ma lavorare con le giovani generazioni anche nel mondo del calcio e dello sport in generale. Un progetto innovativo, il pallone corre e i sogni si rincorrono, rispetto, inclusione e parità fin dall'infanzia. La campagna presentata in Consiglio regionale coinvolge società calcistiche, allenatori, dirigenti, famiglie e giovani atleti dai 6 ai 10 anni, con attività educative, strumenti formativi e un patto per diffondere i valori di rispetto e superamento degli stereotipi. Il progetto è molto ambizioso, però deve essere effettuato subito a partire appunto dalle squadre di calcio, soprattutto per i giovanissimi, perché deve essere insegnato loro il rispetto. Il mondo del calcio è sicuramente ancora per la maggior parte maschile, i ruoli, le figure dominanti sono maschili, ebbene si stanno aprendo le porte anche al femminile e il femminile vuole esserci. Sostenuto da Regione Veneto, CONI, FIGC e Università di Padova, il progetto partirà in Veneto per poi estendersi a livello nazionale. In Lega Dilettanti noi crediamo che il calcio possa essere uno strumento, anzi debba essere uno strumento per diffondere i giusti valori. Noi abbiamo circa 1.150.000 tesserati che rappresentano appunto quasi un quarto del CONI e vogliamo appunto mandare i giusti messaggi a questi tesserati, perché ricordo che il 70% di loro sono ragazzi under 18. Sono assolutamente convinto che lo sport sia e debba essere uno strumento importante a disposizione dei giovanissimi e delle loro famiglie per crescere in maniera più corretta e opportuna. E anche nello sport, che dovrebbe essere un ambito di somministrazione, se vogliamo, di giusti valori, dobbiamo comunque cercare di mantenere l'attenzione per quello che è la giusta crescita dei nostri giovanissimi. In chiusura ci ricolleghiamo in diretta con il nostro Christian Arboit. Buonasera Christian, ci sono aggiornamenti? Sì, Edi, qui a Caposida ha cominciato a piovere anche improvvisamente e in maniera particolarmente violenta. Ti dimostro il luogo della tragedia di oggi pomeriggio. La strada è stata sgomberata, le operazioni sono praticamente finite. Sta cominciando anche a grandinare. Solo il tempo di farti sentire le parole, la testimonianza del camionista alla guida del tir del mezzo che si è scontrato frontalmente con la Golf sulla quale viaggiava la famiglia veneziana. Sentite la sua testimonianza. Era la guida del camion, sì. E in che direzione stava procedendo? Stavo andando a Jesolo a finire il servizio e di colpo questa macchina ha perso il controllo, non mi sono neanche reso conto, perché proprio è stato un attimo, me la sono trovata addosso, non ho neanche fatto in tempo a frenare, forse avrò toccato il freno ma non ho diminuito la velocità sicuramente. L'auto stava procedendo in direzione Venezia, sì, Quarto Altino. Quindi un frontale sostanzialmente. Sì. Poi c'è stato il testacoda, l'auto si è... No, io non l'ho neanche, io ho visto solo la macchina davanti e mi si è rotto tutta la portiera, i vetri addosso e ho cercato di tenere il camion in careggiata e basta. Quando sono sceso ho visto che c'era la macchina girata là. Io non so dopo che traiettoria ha fatto dopo l'impatto, non l'ho più vista io proprio. Chi è che ha lanciato l'allarme? L'ha lanciato lei e ha trovato No, credo i signori che erano, perché quando io non sono riuscito a scendere subito perché la portiera non si apriva. Quando l'ho forzata un po' ho visto che c'era già gente intorno alla macchina, tutti i passanti che si sono fermati, anzi sì, non si può dire niente, hanno chiamato subito loro e dopo mi hanno detto subito che non mi sono neanche avvicinato al signore, perché ho visto che c'era un signore in macchina e una bambina in braccio a un'altra donna che la teneva, che non so, era un passante credo.
Questa la testimonianza del camionista alla guida del camioncino su cui si è scontrata l'auto. Ricordiamo il bilancio è di una vittima, un ferito, il bambino di 5 mesi rimasto illeso. L'avete visto anche dal collegamento di Cristiana Arboit, è allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Veneto fino a domani per temporali, forti raffiche di vento e grandinate. Ci fermiamo così per il telegiornale di Venezia. Auguro a tutti una buona serata, arrivederci.